Benvenuti a Cologna Veneta, la patria del mandorlato, un appellativo che si legittima nella lunga storia che caratterizza questo dolce. Pensate infatti che del mandorlato, o comunque di un preparato che per gli ingredienti utilizzati come il miele, l'albume e le mandorle richiama il mandorlato, si parla addirittura in cronache di epoca romanica, che a loro volta richiamerebbero un preparato di origine ebraica e quindi addirittura antecedente. Ma facciamo un salto in avanti, arriviamo alla Serenissima. Cologna Veneta era una parte integrante del Dogado perché era affiliata al Sestiere di Dorsoduro per ragioni politiche e amministrative. Ebbene, le cronache di diversi autori parlano del mandorlato come di una prelibatezza già presente sulle tavole natalizie dei dogi, quindi era presente sulle tavole del potere. Ma è soltanto con la produzione moderna, quella degli ultimi 2 secoli, che affiorano i veri nomi e cognomi dei coloniesi che hanno dato vita all'identità del mandorlato come lo conosciamo oggi. Antonio Finco, per esempio, fu lo speziale, il farmacista, che a metà del XIX secolo mise a punto la ricetta. Italo Marani fu invece l'imprenditore che nel 1852 per primo fondò la fabbrica del mandorlato. Rocco Garzotto invece fu un altro coloniese ingegnoso che non soltanto si adoperò per perfezionare la ricetta del mandorlato, ma anche per creare i macchinari per la produzione, trasmettendo poi quel suo patrimonio di conoscenze e di cultura legata a questo prodotto anche alla sua famiglia, che tuttora continua la produzione. La ricetta del mandorlato è il miele, c'è diciamo un 40% di miele, un 50% di mandorle, poi c'è una minima parte, un 10% di zucchero e il resto c'è un po' di albume d'uovo. E quindi cos'è che fa la differenza sul mandorlato? La differenza nel mandorlato da uno al lato c'è diciamo, la scelta delle materie prime, e la lavorazione delle materie prime, come vengono lavorate e dopo ci vuole un po' di passione, diciamo, di passione e di amore per questo lavoro. Diciamo. Le mandorle è la parte maggiore del mandorlato dove sul mandorlato classico c'è un 55% di mandorle, mentre sul mandorlato superiore troviamo già oltre il 70% di mandorle. Cosa vuol dire continuare questa tradizione iniziata da Rocco? Ma è una cosa che io sono cresciuto da piccolino dentro qua, per cui mio padre mi ha trasmesso questa passione, no? E poi è una passione che viene trasmessa di padre in figlio e hai l'amore per questo lavoro e tendi a portarlo avanti e trasmetterlo ai figli come faccio io che sto trasmettendo a mie figlie. Perché piace il mandorlato di Cologna Veneta? Il mandorlato è buono perché è un prodotto genuino, non c'è niente, non c'è coloranti, non c'è conservanti, non c'è lattosio, niente, ed è un prodotto fatto ancora artigianalmente. Dino Garzotto, quando arriva a settembre, entra in questo laboratorio. Provo un'emozione a ricominciare diciamo, la stagione, a partire, a produrre il mandorlato, fare una cosa che è stata trasmessa in generazioni e fare trasmettere diciamo, la nostra passione che ci mettiamo nella produzione quando la gente mangia, assaggia il mandorlato, la friabilità, il sapore, il gusto del miele, i mieli selezionati, i millefiori, la cace che mettiamo dentro, fare trasmettere questi sapori alle persone. Ah, croccante e friabile. Questa è la caratteristica principale del mandorlato di Cologna Veneta, la sua unicità, insieme alla storia, alla tradizione, alla cultura, all'ingegno che lo caratterizza, tutti elementi che quindi devono apparire anche nel giusto abbinamento con il vino. Scusate. Allora, io al mandorlato di Cologna Veneta abbinerei il Recioto di Soave. È un vino dolce, passito, da uve garganega, perché ha una caratteristica molto simile a quello che è il gusto del mandorlato. Il mandorlato, uno dei suoi ingredienti è il miele, che ritroviamo nel Recioto come sapore. Infatti quando noi mettiamo al naso un calice di Recioto, oltre ai sentori di frutta matura, come può essere la frutta tropicale, troviamo appunto il miele. Quindi lo trovo uno degli abbinamenti migliori con questo prodotto tipico veronese.